Lucia, ha 51 anni e viene da Torino ed è in cerca dell'anima gemella. Ciao Lucia. Ciao a tutti. Allora Lucia, tu sei in cerca dell'uomo ideale. Io spero di trovare l'uomo ideale, spero di trovarlo in Sicilia, che voglio un siciliano. Ascoltami Lucia, i telespettatori si stanno chiedendo come mai tu da Torino sei venuta praticamente nella mia trasmissione Strano Amore Siciliano. Allora, io sono una siciliana originaria. Abito a Torino da 27 anni e il mio sogno nel cassetto è quello di tornare in Sicilia. Sì. Primo perché ho un figlio con dei nipotini in Sicilia, quindi penso che il mio sogno sarebbe insormontabile. Certo. E poi penso che gli uomini siciliani Siano più valgono più di quelli torinesi. Certo. Vabbè, ne hai approfittato magari in questo tempo che sei qui in vacanza. Ecco, Hai visto la mia trasmissione? Ho approfittato di questa trasmissione perché non ho la possibilità di poter conoscere degli uomini in Sicilia, perché vengo per così poco tempo, 3 giorni, 4 giorni, poi sono a piedi, non conosco i posti, essendo distante dalla Sicilia da 27 anni, sono tanti anni, quindi non ho più contatti con nessuno e con niente. Allora spero, provo con questa trasmissione. Avrai, guarda, un mare di telefonate. Spero che ci sia. Il telefono ti prenderà fuoco. Oddio. Letteralmente. I pompieri. Vabbè, allora, spero di trovare quello giusto. Esatto. Ecco. E allora, ora parliamo appunto di quest'uomo giusto. A che genere di uomo ci dobbiamo rivolgere? Allora, un uomo che deve avere una testa. Esatto. Una testa che funzioni, deve essere soprattutto quello. Soprattutto la testa. Poi è chiaro che il primo impatto deve essere anche gradevole. Certo. Così vederlo. Quindi, l'aspetto fisico deve essere gradevole, cioè bellino. Per i miei occhi, perché ognuno. Parliamo dell'età. Tu hai 51 anni, quindi da che età partiamo? A volte anche quelli più giovani, 48, certo. Non tanto più giovani, no, 48, dai 48 ai 57. Ascolta, facciamo una base, sì. Partiamo dai 45? Anche. Partiamo dai 45 per arrivare a un massimo di 57, dai. 57, arrotondiamo a 60, perché a volte ci sono uomini a 60 anni che si presentano bene. Sì. Come aspetto fisico, com'è che lo gradisci? Aspetto fisico, magrissimo no. Magrissimo, quindi magri, no. Diciamo deve essere al punto giusto, sì. Muscoloso al punto giusto. Sì, magri no, poi? Longilini, cioè proprio magrino no, perché esatto. Io non sono una magra, quindi staremmo proprio male. Ti piacciono i biondi, i bruni, non so, hai qualche preferenza particolare? Ma non ho preferenza per i colori, perché anche perché dopo i 45 anni il colore non si vede più. Esatto. Cominciano i brizzolati, cominciano il capello bianco. Però deve essere affascinante, giusto? Deve essere intelligente e affascinante, che ti deve colpire all'impatto. Intelligente, giusto? Deve essere una persona affettuosa, sì. Se ha dei figli deve essere un padre perfetto per i figli, certo, primo, ecco. Certo. Perché i padri che non fanno i padri non mi interessano neanche come uomo, perché se non sa fare il padre non sa fare neanche l'innamorato. Deve lavorare? Sì, certo. Dipende che età ha, sì. Deve lavorare perché io lavoro. Deve essere diciamo anche autosufficiente per quanto riguarda giustamente finanziariamente. Non cerco l'uomo ricco, certo se ce l'ha meglio ancora, però un uomo che però non è necessario. Un uomo che si mantenga da solo, che non si faccia mantenere da me, perché io non cerco un uomo per farmi mantenere e neanche voglio mantenere. Che sia automunito, che la macchina ce l'abbia. Sì, questo che sicuro, guidi, questo esatto, sicuro, perché a volte ci sono uomini magari che la patente non ce l'hanno. No, queste paure non mi interessano. Gli uomini che hanno queste paure che non sanno guidare niente, ne vuoi uno praticamente autosufficiente. Non voglio portare in giro uomini in macchina, voglio che l'uomo mi porti in macchina. Certo. Va bene. Ascoltami Lucia, parliamo un po' di te. Che tipo di donna sei? Se tu dovessi descriverti, come ti descriveresti? Io sono una persona che rispecchia, si dice, io credo nei segni zodiacali, rispecchia in pieno il mio segno zodiacale. Che segno sei? Sagittario. Ah, Sagittario, segno di fuoco, ecco, complimenti. Focosa, nel senso focosa nel carattere. Anch'io sono Sagittario comunque. Ecco, siamo focosi come carattere, siamo ottimisti, io mi ci trovo tutta. Sì. Va bene, poi che tipo di carattere hai? Sei coccolona, ti piacciono? Sono estroversa, non sono per niente timida, assolutamente. Ecco, non voglio, d'altronde per essere un uomo timido, no. Quindi è da escludere gli uomini timidi. No. Andiamo avanti? Ti piace la musica? Ti piace la bella vita? Mi piace molto la musica. Ti piace uscire la sera, andare a cena, non so, fuori? Sì, se capita. Sì, con lui sì. Le cenette romantiche, insomma, ti piace goderti la vita? Sì, ecco, la vita va goduta quotidianamente, ogni giorno, perché poi il giorno dopo non si sa se ci siamo ancora. Esatto. La cosa che ti colpisce di più in un uomo, una volta che lo vai conoscendo, la cosa proprio che ti fa innamorare, qual è? E il fatto che sappia dialogare e sappia capire con lo sguardo. Esatto.
cosa mi questo sta è succedendo? importantissimo, Cosa mi questo sta è importantissimo. succedendo? Cerchiamo un uomo che sappia dialogare, Ecco. che sappia parlare e soprattutto sappia quello che deve dire. Sì, giusto? e sappia gli quello argomenti, gli argomenti. Quello che mi sta succedendo, se c'è certo. qualche problema tra di noi deve capire solo guardandomi negli occhi che sta succedendo qualcosa, si siede a tavola con me e ne Certo, parliamo. vabbè. Quanto tempo è che sei single? Io diciamo che sono single, mi sono separata 18 anni fa, 18 poi ho avuto una storia abbastanza lunga, Passeggera. non vi dico quanto, Una storia abbastanza lunga e poi è finita. Quanto Non tempo vi è che dico sei sola? perché, non vedete, sono sola da 5 anni, 4-5 anni. E giustamente ti sei stancata di rimanere da Sì, sola e vai cercando l'uomo giusto. Io non sono per vivere da sola. Esatto. Io Beh, amo l'amore, esatto. io voglio una persona che certo. da Per amare, cui, che mi ama. amici telespettatori, le state guardando Lucia, 51 anni di Torino, che attualmente è di passaggio qui in Sicilia, sta cercando l'uomo ideale, l'uomo della sua vita. Lucia va cercando un uomo che parta dai 45 e arrivi massimo a 60 anni, che sia un uomo, l'abbiamo detto, l'aspetto fisico, abbiamo parlato del carattere, per cui per tutti quelli di voi che sono interessati a contattare Lucia potranno farlo chiamandola al suo cellulare che state vedendo in sovraimpressione. L'hai scritto? Hai Sì, scritto sì, a quello lì? posto. Quello lì. Chiamate perché Lucia sta aspettando. Allora Lucia, in questo momento ci sono quegli uomini che sono interessati a te e stanno decidendosi a chiamare. Vuoi dare qualche messaggio particolare guardando la telecamera? Se sei l'uomo che ha le caratteristiche che io cerco, cercami e non te la prendere se faccio una selezione. Perfetto, bellissimo La messaggio. selezione può anche essere fatta per telefono, telefonicamente, dal timbro della voce, Certo. dal contenuto del discorso. Certo. Per cui era un bellissimo messaggio, complimenti. Sì. Maschietti, uomini che corrispondete alla descrizione fattaci da Lucia, telefonate perché Lucia è qua e sta aspettando le vostre telefonate. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Ciao a tutti, spero di trovare l'uomo che io sto cercando. Ciao ciao. Oh yeah!